Le svastiche proiettate per raccontare la storia di Agrigento diventano un caso e sulla città di nuovo i riflettori della stampa nazionale. Si vorrebbe conoscere la fine dei lavori eseguiti dall'AICA nella via Alessio Di Giovanni, dove è rimasta la lunga transenna senza operai. Cittadinanza onoraria di Aragona per l'arciprete Don Angelo Chillura. Per lo sport la contestazione dei tifosi dell'Acragas, pareggio del Castrum Favara. Per la pallavolo vittoria della Mediterranea Serramenti Aragona. Bentrovati da TVA Notizie. Le svastiche proiettati sulla facciata della stazione centrale di Agrigento stanno creando sconcerto e il totale dissenso da parte di cittadini e associazioni. Margherita Trupiano ci parla delle reazioni del PD e del Codacons e di Legambiente. Vediamo i servizi. Andrebbe certamente almeno spiegato al pubblico che assiste alle proiezioni il campeggiare di due svastiche nel videomapping, la cui proiezione è in corso sulla parete frontale della stazione centrale ha urtato la sensibilità di molti agrigentini e utenti social, sfociando in una netta dichiarazione di dissenso del segretario provinciale del PD Nino Cuffaro e del Codacons. Il video che viene proiettato ripercorre 2600 anni di storia della città in vista di Agrigento 25, ma produttori, registi, insomma gli ideatori hanno pensato di ricordare che la città aveva attraversato le guerre e simboleggiarle con due svastiche. Una scelta apparsa a tanti un po' eccessiva, specie se si considera che i nazisti non ebbero una lunghissima presenza in città e qualcuno ha anche pensato che, date le molteplici testimonianze di architetture fasciste, si possa aver confuso l'idea di svastica con fascio littorio. Tutte ipotesi le più disparate, ma le svastiche ci sono e il segretario del PD non ha gradito, come detto, affermando: se era proprio necessario inserire nel video questi due simboli del nazismo, seppur inquadrati in un contesto storico e in un momento nel quale le frange dell'estrema destra inneggiano al fascismo e al nazismo con una maggiore presenza sulla scena politica europea, a me, ha concluso, la scelta non piace. E anche Giuseppe Di Rosa del Codacons non risparmia critiche, affermando che è qualcosa di inappropriato e offensivo e chiedendosi se si tratta di una svista o di mancanza di supervisione per un progetto costato quasi 150.000 euro e che, evidenzia Di Rosa, rischia di trasformarsi in un boomerang, mettendo in dubbio la cura e l'attenzione con cui vengono gestiti i progetti legati alla cultura e all'immagine della città. E la vicenda del videomapping con le svastiche sulla parete della stazione ferroviaria di Agrigento fa insorgere anche Legambiente. Daniele Grucciardo, presidente del circolo, ha dichiarato in una nota che il fermo immagine della videoproiezione sulla facciata della stazione ferroviaria con la bardatura nazista sta facendo di Agrigento la capitale del cattivo gusto e della imprecisione storiografica. Nonostante si tratti di un passaggio relativamente breve e contestualizzato in modo negativo come simbolo della distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, che prelude alle immagini dello sbarco alleato in cui le bandiere naziste vengono sostituite da quelle a stelle e strisce. Il messaggio che è stato recepito, dice Gucciardo, è totalmente diverso e molto inquietante. Non ha importanza il fatto che probabilmente si tratta di un equivoco. Il danno d'immagine è molto rilevante. Quindi conclude: chiediamo all'ente committente di interrompere la proiezione
e di provvedere a correggerne i contenuti per evitare ulteriori equivoci e raccontare meglio Agrigento durante la guerra, ammesso che questo periodo sia rilevante nel racconto della città. Come avete sentito nei titoli, lavori infiniti e un semaforo a singhiozzo. Sarebbe ora di informare i cittadini sugli interventi eseguiti dall'AICA in città. Un cantiere destinato a durare fino a quando? Se lo chiedono gli abitanti nella via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, costretti a convivere con delle transenne e un semaforo ormai da troppo tempo. E a proposito di semaforo, la notizia è che l'impianto è spento, lasciando l'unica corsia a doppio senso con il rischio di incidenti. Quello che si vorrebbe sapere, ed è un diritto dei cittadini saperlo, è perché il cantiere è fermo. Dovrebbe essere naturalmente l'AICA ad informare i cittadini, ma l'azienda è sprovvista di un ufficio stampa al quale spetterebbe il compito di aggiornare su questo tipo di lavori. La conseguenza è lasciare che tutto accada nell'anarchia più assoluta, come nel caso che stiamo raccontando. Intanto la palazzina dove sono sorti i problemi, che hanno richiesto anche l'intervento della Protezione Civile con la recinzione dell'area, viene fornita dalle autobotti. Ma quando è previsto il ritorno alla normalità, soprattutto dal punto di vista della viabilità? Ecco l'importanza di avere un ufficio stampa. L'arciprete Don Angelo Chillura, cittadino onorario di Aragona. Margherita Truppiano. Il Consiglio Comunale di Aragona, nella seduta del 12 novembre scorso, ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria all'arciprete Don Angelo Chillura per avere contribuito con la sua infaticabile attività iniziata ad Aragona nell'ottobre 2016 a valorizzare il patrimonio artistico del Comune di Aragona, promuovendo, oltre al proficuo quotidiano impegno pastorale, diverse iniziative. La proposta di delibera, approvata con voto unanime dai consiglieri comunali, è stata accolta da applausi dai numerosi aragonesi presenti in aula. Tra le molteplici iniziative poste in essere dal sacerdote, l'apertura del museo e la digitalizzazione dei registri dell'archivio storico della Chiesa Madre, negli ultimi anni anche promosso in sinergia con l'amministrazione comunale il restauro di 2 chiese del centro storico, la Chiesa del Carmine, che verrà inaugurata il prossimo 24 novembre alla presenza dell'Arcivescovo Damiano, e la Chiesa della Mercede. Don Angelo Chillura ha ringraziato l'amministrazione e il Consiglio Comunale per l'attenzione e la delicatezza che hanno avuto nell'esprimere il riconoscimento. Un seminario all'Istituto Anna Frank di Agrigento sulla tutela ambientale. Arturo Cantella. Oggi un seminario sulla via degli Aromi qui presso l'Istituto Statale Anna Frank. Sì, l'Istituto Comprensivo Anna Frank è uno dei partner del territorio insieme all'ASP e al Comune di Agrigento. Oggi faremo un seminario di conoscenza e presentazione di quello che è stato il progetto La Via degli Aromi e contemporaneamente faremo un progetto insieme ai ragazzi della scuola, che consisterà nella piantumazione degli aromi all'interno dei giardini della scuola, e poi i ragazzi dovranno prendersi cura di queste piante che noi lasceremo alla scuola stessa. Il progetto avrà una sua continuità? Il progetto noi non vogliamo assolutamente che finisca, che vogliamo che questo progetto, al di là della progettazione eccetera, continui. Noi lo vogliamo regalare alla città di Agrigento, nel senso che lo vogliamo fare continuare, e in più è aperto a tutti i ragazzi che vorranno nel tempo poter partecipare. Oggi l'Anna Frank è coinvolta in questo progetto La Via degli Aromi? Sì, siamo partner di questo progetto e siamo contenti di esserlo, perché pensiamo di poter sensibilizzare gli studenti alla necessità di salvaguardare l'ambiente e il territorio, di conoscere anche quelle che sono le risorse
del nostro territorio siciliano e di avere la possibilità di approfondire tematiche e conoscenze che magari spesso nel curriculum scolastico non vengono trattate. E quindi interagire anche con un soggetto del territorio che si attiva in questa direzione ci aiuta a sostenere i processi di crescita e di apprendimento dei nostri studenti. In rappresentanza del Comune di Agrigento abbiamo l'assessore Gioacchino Alfano che ci illustrerà l'importanza di questa iniziativa e il coinvolgimento delle scuole insieme all'associazione Saieva. Allora, il progetto La Via degli Aromi è un percorso che si innesta in quella che è la volontà dell'amministrazione di essere partner in tutte quelle iniziative che consentano ai nostri ragazzi, ai nostri studenti di poter potenziare le loro capacità e di venire incontro alle esigenze dei ragazzi più fragili. Il progetto è realizzato con la partnership delle istituzioni scolastiche e della Saieva Onlus, ha appunto questo obiettivo, quello di ricucire il divario che c'è oramai tra i giovani, tra il contatto con la terra e il lavoro manuale. Quindi partire da un progetto che consente ai ragazzi di riavvicinarsi alle attività agricole manuali, fare un percorso che abbia la possibilità di poter, lì dove presenti, affinare le proprie capacità e, perché no, un'iniziativa di integrazione dei ragazzi. Speriamo che questa sia, e confidiamo nel fatto che questa sia una delle tante iniziative che si realizzeranno quest'anno, che abbiano proprio al centro i ragazzi, abbiano al centro la volontà di ricucire il gap che c'è tra i ragazzi e il territorio. Faccio parte di questo progetto e ci tengo molto a precisare che è un progetto che sta facendo innanzitutto gratificare i nostri ragazzi. Oggi attraverso questo seminario potrete constatare tutto il lavoro che si sta svolgendo in questi mesi. È stato un impegno costante anche durante il periodo in cui mancava l'acqua, voi avete personalmente curato le piante, insomma. Assolutamente sì, io in prima persona con i ragazzi abbiamo veramente curato le nostre piantine. Un giorno sì, un giorno no, ci siamo recati presso la famosissima fontana di Bonamorone, dove riempivamo i nostri bidoni e poi di là si portava tutto a Villa Bonfiglio per dare veramente vita al nostro progetto. Oggi siamo qui a rappresentare la Saieva Onlus perché abbiamo fatto un progetto importantissimo, quello della Via degli Aromi, perché è un FSE e quindi è qualcosa di importante dove coinvolge sia il comune, l'Anna Franchi, l'ASP di Agrigento, quindi è una cosa molto importante. Ma la cosa più importante è questa, che effettivamente la qualità della vita del cittadino è data dai servizi e grazie alla sinergia tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore che oggi sono a fianco della pubblica amministrazione perché sono stati regolamentati. Ora cosa succede? Che effettivamente questa sinergia ha creato grandi servizi e servizi efficienti, dove abbiamo coinvolto tantissimi ragazzi e questo è qualcosa di veramente bello perché Agrigento si sta muovendo e la pubblica amministrazione sta vedendo effettivamente che le cose importanti è soltanto con la collaborazione si possono ottenere grandi cose. Io sono veramente contento, ringrazio il Comune, ringrazio l'Istituto Comprensivo Anna Franchi e ringrazio tutti coloro e anche l'ASP ovviamente e ringrazio tutti coloro che hanno dato una mano d'aiuto e un contributo a questa attività e a questo progetto, è la grande riuscita e inoltre c'è la società di Airone di John Friddo. Ci vediamo coinvolti oggi per diffondere ancora più questo appunto progetto La Via degli Aromi perché vede coinvolta l'associazione Onlus insieme alle scuole come co-partner, insieme anche alla regione e alla ASP di Agrigento e in qualche modo anche il comune di Agrigento. Oggi i giovani vengono per la prima volta qui in ambito scolastico coinvolti in quello che riguarda il programma della solidarietà sociale, saranno coinvolti nella realizzazione appunto di prendersi cura del loro verde che ci circonda qui all'interno della scuola e noi ci preoccuperemo di preparare queste piantine e poi vedremo anche loro come si porteranno avanti queste piantine. Sulla giornata mondiale del diabete vediamo un servizio di Giuseppe Moscato.
In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, l'Associazione Diabete 1, presieduta da Patrizia Russello, ha organizzato una manifestazione di sensibilizzazione e di informazione. La Giornata Mondiale del Diabete cade il 14 novembre. La data è stata scelta in quanto celebra la nascita del fisiologo canadese Frederick Banting, che assieme al suo allievo Charles Best scoprì l'insulina nel 1921 e il cui risultato consentì, riguardo proprio al diabete, di passare da una malattia mortale a una malattia controllabile. Presente all'iniziativa che si è tenuta presso l'agriturismo Farm Vitanza di Naro, diverse famiglie con i loro piccoli. Si è parlato dell'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce in tutte le età. Ci sono delle misure preventive che sono molto efficaci, è stato detto, come adottare uno stile di vita sano, mantenere un peso corporeo equilibrato, assumere una dieta bilanciata e fare attività fisica regolare. Lo scopo della manifestazione organizzata dall'Associazione Diabete 1 è stato proprio quello di sensibilizzare tutti alla prevenzione, ad effettuare gli screening, soprattutto nei bambini. È importante sottoporsi a questi controlli regolari per individuare precocemente la malattia. Il diabete non trattato può portare infatti a gravi complicanze come malattie cardiovascolari, danni ai nervi, problemi renali e retinopatia. E quindi è essenziale un controllo costante e un trattamento adeguato. Cronaca: 7 misure cautelari a Sant'Agata Militello nel Messinese per detenzione e spaccio di stupefacenti. All'alba i carabinieri della compagnia di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Patti su conforme richiesta della Procura nei confronti di 7 soggetti, 2 già noti alle forze dell'ordine, di cui un 24enne destinatario della custodia degli arresti domiciliari e 6 giovani di età compresa tra i 22 e i 31 anni dell'obbligo di dimora nel luogo di residenza in ordine ai reati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è il risultato degli esiti di un'indagine condotta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Sant'Agata di Militello, coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, da cui sarebbe emersa l'operatività degli indagati, dediti allo smercio a Sant'Agata di Militello di hashish e cocaina in favore di diversi assuntori di droga. Dall'attività investigativa avviata dai carabinieri, anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, sviluppata attraverso intercettazioni ed altri accertamenti, è emerso che i 7 indagati avrebbero posto in essere un'attività di spaccio in modo sistemico attraverso la suddivisione dei ruoli. In particolare è stato accertato che il 24enne destinatario della misura degli arresti domiciliari, avvalendosi degli altri 6 indagati, legato da vincoli di parentela e di amicizia, aveva dato vita ad una vera e propria piazza di spaccio organizzata in modo proficuo e accorto, garantendo una continua e capillare distribuzione della droga. Nel corso delle attività i carabinieri hanno sequestrato diversi quantitativi di droga e segnalato anche giovani assuntori delle sostanze stupefacenti alla prefettura di Messina. I gravi indizi di colpevolezza emersi dall'attività investigativa dei militari dell'Arma sono stati concordati dal GIP del Tribunale di Patti, che ha emesso il provvedimento cautelare eseguito dai carabinieri nei confronti dei 7 indagati. Quanto sopra ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell'attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la responsabilità. La Democrazia Cristiana si è conclusa con Martinazzoli, lo sostiene l'onorevole Pumilia. Vediamo. Cosa rappresentava in quel periodo la Democrazia Cristiana di Sturzo, De Gasperi, Mattarella? Cosa rappresentava quella Democrazia Cristiana? Rappresentò l'architrave della vita democratica di questo nostro Paese, rappresentò il momento nel quale, insieme con gli altri partiti, costruì le regole del gioco. Ecco, prima che ciascuno indossasse la propria maglietta e scendesse in campo per fare la partita, tutti insieme stabilirono la dimensione del campo e le regole del gioco, che è la Costituzione.
e quella Costituzione rappresentò l'architrave della vita democratica e la Democrazia Cristiana rappresentò il fulcro della vita democratica. Ho visto una trasmissione dove annoverava in Italia 120 associazioni che prendono il nome di Democrazia Cristiana. Qualcuno oggi persevera in un progetto nostalgia, lo chiamo io. Ci crede lei? Non si torna indietro, la storia, quella storia si è conclusa. Si è conclusa e ciascuno di noi non può che raccontare come realmente si è svolta, mantenerle la memoria, rappresentare gli aspetti positivi di quell'esperienza insieme ad alcuni aspetti negativi, come è normale per ciascun organismo politico. Immaginare di poter riproporre una realtà che veniva da una cultura, da una storia, da un mondo completamente diverso e cambiato è una pura illusione. La Democrazia Cristiana, quella vera, quella pura, si ferma a Mino Martinazzoli, conviene con me? Sicuramente, poi abbiamo continuato, ciascuno ha scelto strade diverse, qualcuno ha portato ancora il riferimento ai valori migliori del mondo dei cattolici democratici, qualche altro si è confuso con forze politiche che non hanno nulla a che vedere con quell'esperienza, ma si è conclusa appunto con Mino Martinazzoli. Chi persevera ancora con questo spot ogni giorno può avere un futuro, questo progetto Nostalgia? Tutti i progetti Nostalgia non hanno un futuro. Io, per carità, rispetto assolutamente gli sforzi, il riferimento a quei valori, se possono rappresentare un elemento di moderazione rispetto alla destra o all'estrema destra con la quale sono alleati, possono anche fare un'opera positiva, ma immaginare di tornare ad essere il punto di riferimento. Gli eredi naturali. Gli eredi naturali, no, non lo siamo tutti e non lo siamo nessuno. Per la baraccopoli di Messina c'è l'attenzione del governo per il risanamento, il servizio da Messina. Diventa realtà l'opera del commissario per il risanamento, tutto partito da quella legge speciale che ha messo anche le risorse. Oggi siamo qui a Messina, in una delle zone più periferiche, forse simbolo di quanto in passato non è stato fatto e simbolo oggi di come si sta operando. Come eravamo ambiziosi prima lo siamo oggi, nel senso che noi riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro e però di aver costruito un modello Messina che va esportato e replicato, perché non risolve soltanto il problema dell'emergenza abitativa, ma anche dell'inclusione sociale, prevede appunto strumenti per realizzare davvero l'inclusione sociale. Ieri abbiamo celebrato un momento molto significativo che è veramente una cornice di questo modello che va esportato, che è stata la consegna di borse di studio a 10 ragazzi che hanno vissuto per anni e anni nel degrado delle baraccopoli e forse non avrebbero mai avuto questa l'opportunità di costruire un futuro brillante. Ecco, per questo Messina diventa simbolo, cioè cancelliamo un passato indecoroso, vergognoso e trasformiamo questo passato indecoroso in futuro bello e un futuro da mettere a servizio anche della nazione, perché sappiamo bene che in molte realtà risuona l'allarme dell'emergenza abitativa e le soluzioni buone che abbiamo trovato qui alcuni non le hanno ancora trovate, ecco quindi il significato della presenza del Presidente della Commissione Periferie qui oggi. Progetto ambizioso quello di liberare Messina dalle tante baracche e chiaramente guardando in prospettiva probabilmente serviranno anche altre risorse. Da questo punto di vista ci sarà ancora l'impegno del governo? L'impegno del governo sarà massimo come è stato fino ad oggi, per cui io chiaramente lavorerò affinché vi siano ulteriori trasferimenti qualora se ne ravvisasse la necessità, come immagino che sarà. In realtà però già la legge prevede attraverso l'ultima modifica al decreto milleproroghe
che la possibilità di trasferire nella contabilità del commissario straordinario risorse derivanti da altri bandi, ovviamente senza fare polemiche, mi riferisco al Pinqua dove sono già presenti ingenti risorse sempre per l'obiettivo risanamento, per cui si potrebbe aprire un confronto sereno, ripeto, senza polemiche, per far sì che anche queste risorse possano essere utili all'obiettivo. Siamo allo sport, calcio, Akragas, la contestazione dei tifosi contro la presidenza Deni per i risultati che non arrivano. Carmelo Lentini. A dire il vero, l'inizio della gara non è stata dei migliori per l'Akragas, che doveva fare i conti con un eloquente striscione in curva sud con la scritta Deni vattene, un forte affronto che ha sottolineato i cattivi rapporti della tifoseria nei confronti dell'attuale società, in un momento molto delicato per i colori biancazzurri. Morale della favola: il patron Deni lascia anzitempo lo stadio, con i tifosi che contestano apertamente la squadra per tutti i 90 minuti. Ed in questo clima tutt'altro che distensivo, l'Akragas e Enna hanno iniziato ad affrontarsi con un umore decisamente opposto. Ne ha sofferto parecchio la compagine dei Templi, che, sicuramente demoralizzata, ha esibito una prestazione opaca, a tratti confusionaria, ponendo spesse volte il fianco alle folate offensive degli ospiti. Primo tempo giocato prettamente a centrocampo, che ha lasciato quasi del tutto inoperosi i rispettivi portieri. Solo al quarto l'Akragas va vicino al vantaggio, ma Palazzolo sotto porta di testa sbaglia mandando sopra la traversa. Risponde Lenna al 19esimo con Nardella, il cui tiro viene neutralizzato senza problemi da Dregan. Poche azioni e tiri di ordinaria amministrazione, senza sussulti per entrambi i guardiapali. Dal secondo tempo al 50esimo l'azione che decreterà la vittoria ennese. Barile approfitta di un pallone di una mezza dormita della difesa biancazzurra, supera con un pallonetto di Rienzo che cercava di contrastarlo, il pallone sbatte sul palo opposto e poi termina beffardemente in fondo al sacco. Cala il silenzio da parte del tifo locale, mentre ad Ezzeneto si sentono solamente i supporters neroverdi che esultano e festeggiano. Non succederà più nulla sino alla fine del copioso recupero di ben 7 minuti oltre al 90esimo, e mentre i tifosi ospiti festeggiano con i propri beniamini, quelle acragantini masticano amaro, contestandole apertamente. Dopo 12 giornate l'Akragas rimane ultima in classifica a quota 7, a -3 dai play-out e a -6 dalla quota salvezza. Adesso tutti si chiedono: ci saranno a breve delle novità? L'aria che tirava dentro gli spogliatoi era molto pesante, con i calciatori biancazzurri che si attardavano nel proprio stanzone, idem per quanto riguarda il tecnico Calogero Bonfatto. Fuori lo stadio centinaia di supporters agrigentini in attesa di possibili sviluppi, e domenica arriva il Paternò per un'altra domenica passione. Akragas in silenzio stampa, gli unici a parlare sono stati invece gli ospiti dell'Enna. Allora Peppe, fra le caratteristiche e le componenti che avevi chiesto alla vigilia c'era anche quella di un grande carattere. Credo che oggi sia emerso tutto. Sì, la squadra è stata compatta dal primo al 90esimo, ha concesso quasi nulla agli avversari, ha concesso 3-4 palle importanti, ha creato 3-4 palle importanti, una di queste Barile è stato bravo a concretizzarla, e poi abbiamo tenuto il risultato fino alla fine, che per noi oggi era vitale, fondamentale, perché siamo venuti a giocare in un campo ostico. Basta vedere i risultati che in questo stadio ha fatto l'Agrigento, non sono riusciti a vincere neanche la Scafatese e la Regina, quindi la difficoltà della gara era tremenda, però i ragazzi veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno meritato questa vittoria, che ci fa fare un balzo in avanti in classifica importante e che dà continuità ai nostri risultati. E in un campo dove oggettivamente non era facile anche giocare la palla, però nonostante questo, insomma, vi siete adattati, voi che siete una squadra molto tecnica, insomma, avete anche messo in campo altre armi. Ma è quello che dico ai ragazzi: non basta la tecnica per fare punti, sono loro poi che vanno in campo e fanno la differenza, quando hanno la voglia di sacrificarsi uno per l'altro, quando non hanno paura, quando hanno il coraggio di cercare la giocata, ma anche quando hanno voglia di sacrificarsi e di soffrire. Oggi l'hanno fatto fino alla fine e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi per noi.
Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, a tra poco torniamo con i servizi ancora di calcio di pallavolo. Panoramica sugli altri campionati di calcio, ancora Carmelo Lentini. Dunque, Akragas sempre su sola in ultima posizione, dopo la nuova e cocente sconfitta interna con l'Enna di Giuseppe Pagana. Squadra contestata e possibili sviluppi in settimana dopo una riunione straordinaria che si terrà in questa giornata del lunedì. Il Castrume Favara pareggia sul campo della San Cataldese, perde di misura a Siracusa il Licata dal neotecnico Marco Coppa. In vetta alla classifica del girone I di Serie D svettano la Scafatese e il Siracusa, più sotto di 2 punti la Regina. Sesto posto per la Castrum Favara, 2 punti sopra il Paternò a 19 punti, prossimo avversario dell'Akragas. Ed una notizia dell'ultima ora vede che il tecnico Nicolò Terranova è stato esonerato dalla Nissa. In eccellenza girone A, sofferta vittoria dell'Unitas Sciacca che supera per 2-1 il San Vito Lo Capo e solidifica la 4ª posizione in classifica generale, ritrovandosi in piena zona playoff. Vittoria in extremis dell'Athletic Club Palermo che passa a Casteldaccia, sconfitta per San Giorgio Piana che cede sul campo del Castellammare. Infine in promozione girone C, Camarat sempre saldo in vetta alla classifica, inseguito a 2 punti dal Giarre che ha espugnato a sua volta il campo del Belpasso. Impresa del Casteltermini che supera il Forte Nicosia per 2-1. Era passato in svantaggio, poi nel secondo tempo il Casteltermine fa sua la gara grazie alle reti di Garcia su calcio di rigore e di Nuto, quella della vittoria. Con questa nuova affermazione il Casteltermine raggiunge quota 8 il riposto e si posiziona ad un solo punto dal Serra di Falco. Pare esterno dell'Aragona per 2-2 con le reti di Dispenza e Gambino. In classifica generale la squadra aragonese è sempre in terza posizione. Brillante vittoria del GM per 3-0 che supera il fanalino di coda San Pietro e Calcio. Il prossimo turno sarà derby della montagna tra Camarat e Gemini, poi l'Aragona ospita il Serra di Falco mentre il Casteltermine giocherà a Villarosa San Sebastiano. Ancora calcio, pareggio del Castrum Favara a San Cataldo. Giuseppe Moscato. Ancora un risultato positivo per la Castrum Favara che nella difficile trasferta di San Cataldo conquista un pareggio. 0-0 il risultato finale con i ragazzi di mister Pietro Infantino che hanno giocato bene, si sono resi molte volte pericolosi, sfiorando in più occasioni il gol che poteva portarli ad una meritata vittoria. Non hanno sofferto più di tanto quando sono rimasti in 10 per l'espulsione di De Min, riuscendo a bloccare sul nascere tutte le puntate in avanti dei padroni di casa. Alla fine il pareggio è stato accettato di buon grado da entrambe le squadre che all'uscita del terreno di gioco hanno ricevuto applausi dei propri tifosi, accorsi in gran numero a sostenere i propri beniamini. È stata una gara dell'amicizia, insomma, visto il grande fair play tra le due tifoserie, ma anche per la presenza di tanti ex, come lo stesso Pietro Infantino, autore 2 anni fa del miracolo sanghataldese, e giocatori come Baglione, Deiana, Ouattara e Scalia. La Castrum Favara si è dimostrata ancora una volta un'ottima squadra ed ha tenuto testa ad una Sanghataldese che pur giocando bene non ha mai impensierito più di tanto il portiere capitano Tommaso Scuffia. Da menzionare qualche incursione di capitano Montaperto per i locali e diverse azioni di Lapiana, Palma e Baglione. Al 25esimo del secondo tempo il Favara rimane in 10, come abbiamo detto, per l'espulsione di De Min, ma l'incontro termina sullo 0-0 tra gli applausi generali per la Sanghataldese che torna a muovere la classifica e il Favara che continua la sua serie positiva. Ma ecco le interviste. Due squadre, devo dire che due squadre che sono partite per l'obiettivo della salvezza, però in campo non si è visto due squadre che giocano a viso aperto, due squadre che giocano a palla a terra. Veramente per chi ha assistito alla partita secondo me si è anche divertito, perché c'erano due squadre che dovevano vincere, noi non abbiamo mollato neanche in 10 uomini, abbiamo anche creato, però
ragazzi perché non era facile superare questo ostacolo. Qui ha pareggiato il Siracusa, ha perso il Pompei, campo difficile, devo fare i complimenti al mister Piedatella perché ha messo in campo una squadra ben assortita, però dall'altra parte devo dire che hanno trovato una squadra tosta, una squadra che ormai ha assimilato una mentalità, un modo di giocare, questi interscambi, questi inserimenti. Credo che noi siamo molto contenti della prestazione anche di oggi. Mister, continua la serie positiva e si sta bene nella parte alta della classifica? No, si sta bene quando la squadra è viva, risponde alle sollecitazioni. Qualcuno aveva scritto che questa settimana abbiamo visto una squadra che aveva mollato, non esistono squadre che mollano con infantile, ma anche loro hanno obiettivi importanti, si sono creati questa mentalità di giocarsela con tutti e chi viene a vedere l'allenamento faccia letture diverse. Quello che si è visto sul campo, il risultato, posso dire che il risultato è giusto, un pareggio ci stava pure per quella partita perché sapevamo di incontrare una squadra in salute, con un mister che ha impostato le sue idee di gioco e sapevamo che quella partita non sarebbe stato facile e quindi un punto ciascuno è giusto come risultato finale. Sappiamo pure che la Sacerdotessa è una squadra che non ci lasciavamo giocare e quindi alla fine ci siamo un po' abbassati per poter prendere le misure del campo e poi dopo è uscito il gioco nostro che sempre se smettiamo di giocare sicuramente abbiamo difficoltà noi stessi ad arrivare in porta. Poi il secondo tempo è stato molto equilibrato fino a quando abbiamo preso il cartellino rosso, però penso che il risultato è giusto per entrambe le squadre per quello che si è visto oggi. Direttore, continua la serie positiva per il Favara, un pareggio esterno fa sempre bene, credo che forse si poteva anche ottenere un po' di più. Sì, i ragazzi hanno fatto una gran bella partita, non hanno avuto paura di giocare contro una squadra che ha l'obiettivo come il nostro e quindi andare a prendere un punto in questo campo è veramente qualcosa di straordinario. Si è osato qualcosina in più, però dico che alla fine il pareggio va bene anche per noi. E poi insomma in 10 uomini non abbiamo subito tanto, anzi forse siamo stati più intraprendenti. Ho detto sempre, questa è una squadra che non molla mai, è una squadra di ragazzi giovani che fisicamente hanno nella propria età la loro forza, perché è una squadra che corre fino a 95-96. Quindi non si è vista questa differenza dell'uomo in meno, perché tra l'altro sono delle cose che già provano in allenamento durante la settimana. In estrema sintesi quindi un punto ciascuno va bene? Sì, noi siamo soddisfatti del punteggio anche perché Sant'Agata non è facile, ripeto, per qualcuno venire qua e vincere, quindi aver preso un punto qui siamo abbastanza soddisfatti. È stato giusto, il pareggio è giusto. Con una squadra che si è dimostrata forte, non per caso arrivano le vittorie di Palermo, le vittorie da Pompei, non è una squadra semplice da affrontare, è spigolosa, è stile, spinge, sa difendere, quindi diamo il pareggio giusto. Nella pallavolo serie femminile vince la Mediterranea Serramenti Aragona. Le interviste di Arturo Cantella. Presidente Di Giacomo, parliamo di questa Mediterranea Serramenti che milita nella femminile di Serie D e con una squadra che avete allestito bene, però molti si chiedono, si tornerà agli antichi fassi della pallavolo femminile? Ma guarda, ci stiamo mettendo del nostro, naturalmente presupposti ci sono perché stiamo lavorando molto con i giovani. Oggi abbiamo vinto con in campo addirittura una 2011, avevamo anche 2010, 2009, quindi abbiamo fatto un mix di 2 o 3 ragazze di esperienza. Oggi Simona Sbarufatti è stata eccezionale, è una ragazza che vive qua in provincia, che è oriunda di Milano,
ha una bella esperienza e oggi ha fatto valere proprio questo bagaglio che porta con sé da diversi anni. Naturalmente la squadra è molto bilanciata, il campionato è tosto, però devo dire che abbiamo fatto 4 partite e abbiamo vinto tutte e 4 le partite. Sabato prossimo ci sarà lo scontro a Palermo con la Pomaralba che sulla carta è una squadra molto forte, basti pensare che non ha perso manco un set. Noi abbiamo perso 2 set mentre loro hanno vinto tutte e 4 le partite per 3-0. Siamo molto soddisfatti perché questo è un progetto molto finalizzato, mentre gli altri anni andavamo proprio alla ricerca della vittoria spasmodica a tutti i costi. Quest'anno abbiamo fatto un progetto di crescita di un gruppo che ci siamo coltivati in questi anni. Lo scorso anno hanno disputato la finale dell'Under 14 interterritoriale e quest'anno proprio queste ragazze sono l'asse portante della nostra squadra. Sono molto fiducioso, poi abbiamo delle allenatrici bravissime, abbiamo un buon preparatore atletico, ci sono tutte le condizioni per poter di nuovo sognare. Una partita che è andata bene, che avete vinto, ecco, però questa vittoria in che ottica si insinua? È una vittoria sicuramente importante perché fa sì che noi manteniamo il primo posto in classifica. Ora, il prossimo sabato incontreremo l'altra prima in classifica e ci sono dei buonissimi presupposti per affrontare la prossima partita, visto la crescita continua di queste nostre ragazze. E questa è stata forse la miglior partita, no, senza il forse, è stata la miglior partita che abbiamo affrontato finora e questo dimostra che stanno crescendo, perché ricordo che nel nostro gruppo ci sono tante ragazze molto giovani di 14, 15, 16 anni. Che obiettivi vi ponete? Vincere sempre. E basta? E far crescere le ragazze, ma quando vinci cresci. Senti, parliamo un po' di questa squadra, con quali criteri l'avete allestita? Noi continuiamo ad allenarci molto tecnicamente proprio perché abbiamo tante ragazze giovani e le abbiamo studiacchiate, non troppo, e basta, e poi abbiamo messo tanto del nostro. Parliamo di questa partita, una bella vittoria, ecco, raccontaci un po' la sintesi di questo incontro. Allora, in verità contro questa squadra ci aspettavamo delle avversarie forti, che comunque lo sono state, ma noi abbiamo giocato insieme come squadra, quindi non come individualità, e abbiamo giocato molto ordinate, come nelle altre partite è venuto a mancare questa situazione, e le avversarie sono state brave, però noi siamo state di più. Ecco, come valuti questo inizio di campionato? Bene, sta andando molto bene, sono contenta della squadra, degli allenatori, delle allenatrici, dei dirigenti, del presidente, di tutta la composizione dell'organico. Mi sono trovata molto bene e spero che continui ad andare così. Ancora una volta una maratona baciata dal sole e dal bel tempo a Palermo, con oltre 2000 atleti che hanno dato tutto fra le strade e le bellezze culturali della città. Grande successo di pubblico per la 29esima edizione della manifestazione, che ha visto dominare ancora una volta gli atleti keniani. La vittoria è andata a Masai Gilbert fra gli uomini, mentre fra le donne a esultare è stata Yepkorir Peris, che era la favorita alla vigilia. 1993 classificati in tutta la manifestazione, 449 quelli della maratona competitiva, per un carnet ricco che ha presentato anche una mezza maratona e le staffette. Velocissima la prima della Sicilia Running Team, con un tempo che, se rapportato all'individuale, avrebbe rappresentato il terzo crono assoluto di maratona. La manifestazione ha anche assegnato i titoli italiani individuali di maratona master. Per ciò che riguarda i siciliani che hanno vestito la maglia tricolore sono stati Nadia Sucarina, Clara Minagra, Pietro Paladino, Salvatore Fiammingo. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.